Aggiornamento anche nel mondo della lavanderia. Al workshop gratuito Green Power un gruppo di esperti ha spiegato le novità e i segreti della professione, nuove tecniche di lavaggio e prodotti di pulizia. Vediamo. Workshop Green Power, all'insegna del perfezionamento teorico e pratico per chi opera nel settore della lavanderia. 2 giornate di dimostrazione e corsi di formazioni tenuti da esperti all'insegna dell'efficienza nel servizio e rispetto dell'ambiente, tecniche e prodotti innovativi che permettono una maggiore efficienza dell'impresa. Evento portato avanti da Clean Italia, una rete di impresa che lavora nella progettazione e pianificazione di lavanderia e pulitura a secco su tutto il territorio e che attraverso il corso di formazione vuole sottolineare l'importanza di un continuo aggiornamento su quelle che sono le innovazioni nel settore della pulitura a secco. Clean Italia lavora nella regola delle reti di imprese e si occupa di progettazione e pianificazione di lavanderie, pulitura a secco, industriali e artigianali su tutto il territorio nazionale. Clean Italia da sempre promuove una particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione e a una continua formazione attraverso incontri e interazioni con mirati workshop, affinché ci sia una produttiva interazione tra le imprese del settore. Quello di oggi è un evento di carattere formativo e informativo per degli artigiani titolari di puliture a secco. Parleremo di energia, ambiente e la sostenibilità del nostro settore e della filiera industriale. Verrà anche proposto un nuovo prodotto? Questo è un workshop nel quale parleremo di tecnologie anche, di conseguenza verranno proposte nuove tecnologie proprio per soddisfare il tema energia e impatto ambientale. Continuo aggiornamento e innovazione sono le risorse che ogni azienda deve coltivare affinché le proprie attività sia sempre al passo con i tempi ed efficiente nel proprio settore. Parliamo soprattutto di ambiente perché noi abbiamo un parco macchine, un'attrezzatura che è spesso vecchia e obsoleta. Cerchiamo di fare un passaggio generazionale sia per quel che riguarda attrezzature e anche modi di lavare. Il nostro settore soffre un po' di vecchiaia, è un po' fermo, quindi questa è l'occasione per fare un corso di formazione e di comunicare ai nostri colleghi che ci sono altre opportunità e altri modi di lavorare più sani e più sicuri per tutti. Un incontro promosso dalla Confartigianato, sempre presente nell'attività del territorio locale e attenta alla sinergia tra impresa e rispetto dell'ambiente. Sì, senz'altro è grazie a Confartigianato, grazie alle imprese che hanno partecipato a questo workshop e grazie a Confartigianato che ha sostenuto ed aiutato la realizzazione di questo evento. Vorrei aggiungere anche che all'interno di Confartigianato c'è una struttura che si chiama EBAV e sostiene questi progetti finanziandoli, quindi è molto importante. Una parola particolare per queste associazioni che sono quelle che aiutano molto le nostre aziende ad andare avanti. Un corso di formazione questo che permette un'occasione di incontro e comunicazione tra le imprese e i colleghi e che pone un'attenta riflessione per quello che riguarda la sicurezza e la salute di tutti.